Prova. Buonasera a tutti, visti TV, te novella de oie, de che su mese de marzo 2026 e desi non scoito a che rete nova, che hanno approvato in tempo e io pure appunto a brincare che non vai a rete come la rete internet è storrata già la vibra in che in via Saldemini ma costa abbastanza costa insomma come dimos insomma che uno sconto vediamo se su casa vecchia saldecchia e mesa in sa che ad esempio io gli dottori scusa che la telefono posto in questo profilo invece che i satiri andiamo da innanzi andiamo beste la conferenza del Science Telescope incontro con la popolazione del comune di Onani. Inocchiamo Unione Sarda, prima pagina, benzina e diesel la folle corsa, SOS speculazione sino al 20 centesimi di differenza tra i distributori vicini. Elmas regali ai privati, Elmas è riferito a Aeroporto, che praticamente lo sono regalando a una multinazionale, aprirò ai giovani la PA, la pubblica amministrazione, ho già Cagliari il ministro Zangrillo, vabbè. Investire sulle strisce all'uscita di scuola.
Andiamo alla prima pagina di Sa Nuova, scusate, sanità, mancano i medici, emergenza ambulante. Dovrebbero essere 144, ma sono solo 74. Interi segno di biodiversità, conservatosi per milioni di anni e che ha portato di recente alla scoperta di 10 nuove specie, uniche al mondo, di piccoli gamberetti, il più grande di appena 2 centimetri. È quanto emerso dalle ricerche del progetto promosso, scusate, no, queste impastinne tutto, la cosa, è quanto emerso dalla ricerca del progetto promosso e finanziato dal Parco di Tepilora, con il coinvolgimento degli studiosi della Libera Università di Bruxelles, Speleosub, dell'Associazione Freatiche e esperti di biologia, scienze naturali e geologia, che per quasi 2 anni hanno studiato i corsi d'acqua che attraversano la catena montuosa tra Zacconca e Loccoli e la sorgente di Frunque e Oche, centinaia di ore di immersione su profondità di decine di metri, spostamenti in stretti cunicoli lungo versanti in asciutto mai esplorati hanno permesso di sperimentare nuove tecniche di analisi biologica del DNA della fauna acquatica e di ricostruire la storia della Sardegna fin da quando era ancora unita a Spagna e Francia. I due gamberetti più grandi sono stati censiti in ambito scientifico per ricordare il territorio di provenienza come Stenasellus montisalbis, e Stenasellus tepilore, ecco qua, lo hanno nominato, oh, gli hanno dato il suo nome nelle montagne del Tepilora, in un incontro coordinato dalla direttrice del parco Marianna Mossa è stato proiettato un documentario sulle ricerche speleo subacquee in grotta con Fabio Stock dell'Ateneo belga che ha illustrato lo studio sulle acque di grotta, nuove scoperte e le implicazioni sulla biodiversità. Quindi canno questo è successo, la storia del canno Spagna e Francia sì che sono distaccate dalla Sardegna, cioè non è la Sardegna che è distaccata da Spagna e Francia, è Francia e Spagna che sono distaccate dalla Sardegna. Teoria della relatività. Murgia racconta la sua Adelaide, ma inciampa in troppe inesattezze. Lezioni sull'odio, il libro postumo della scrittrice, scompare nel 2023. Eh, le ragioni, del lungo accanimento di Michela Murgia nei confronti di Grazia Deledda sono probabilmente destinate a restare un mistero. Accanimento sì, perché solo così si può definire per quantità e qualità, qualità si fa per dire, l'insistenza con cui la Murgia è intervenuta sulla Deledda, almeno nel 2009,
dal 2009 in avanti, in prefazioni, esibizioni pubbliche e interviste, ripetendo e assommando nel tempo una serie desolante di errori marchiani, distorsioni del lavoro di critici e studiosi, goffi tentativi di ribaltamento ideologico e di, anche qui si fa per dire, interpretazione delle opere. Potremmo riempire pagine e pagine del nostro giornale, non esageriamo, ci limitiamo a rimandare a quanto abbiamo brillantemente detto nel convegno dell'Ediano svoltosi a Sassari nel 2021. Il video si trova sul canale YouTube della ISRE. È scritto nella poderosa miscellanea dell'Ediana del 2022, curata da Dino Manca. Ma eccoci all'oggi, al fresco di stampa, lezioni di odio, Einaudi, 120 pagine, 14 euro, che nelle parole del curatore Alessandro Giammei contiene un'edizione di 3 formidabili lezioni sull'odio, tenute da Michela Murgia all'Università di Aristan nell'anno accademico 2011-2012. Bene, nella lezione conclusiva, le 7 pagine che chiamano in causa Grazia Deledda consegnano una nuova stanza alla già profonda galleria dell'accanimento murgiano. Entriamo subito nel dettaglio. Circa l'innamoramento della Deledda per Stania Manca, testimoni le lettere di lei vergate dal maggio 1891 a febbraio 1894, la Cabrarese scrive: lui, sconcertato da questa figuretta sgraziata, non saprà fare altro che arretrare e sparire, non disponendo più delle lettere che lei continuerà a scrivergli, non rispondendo, scusate, rispondendo più alle lettere che lei continuerà a scriverci per anni, finché non si fidanzerà col Palmiro Madesani, un altro sciapido. Grazia alla fine è costretta appunto a sposarlo, un utile idiota, però sa il fatto suo, sa che ama ancora quell'altro, quindi poche settimane prima di sposarsi scrive a Stanis e gli dice, parafraso, io mi sposo tra un mese, se mi devi dire qualcosa dimmelo, adesso o mai più. L'unica missiva indirizzata a Manca che risponde a tali requisiti, la Deledda, non si legge proroga il maleata da fotocopia, comunque questo è un articolo interessante, Michela Puruca nelle poniata. It terribile. ASL, direzione strategica, al completo il DG Trotta nomina la sua squadra. Antonella Calvisi, Rizzi Chiesa, Paolo Sau e Luca Deiana ai vertici della assistenza dell'azienda sanitaria. Oggi la fotografia sono vestita veramente male. Completato l'organigramma dei vertici della SL3 con il documento firmato dal direttore generale Francesco Trotta, si consolida l'assetto della cosiddetta direzione strategica che guiderà la sanità del Nuorese nel prossimo triennio. Nello specifico, il direttore generale ha nominato Maria Antonietta Calvisi come nuova direttrice sanitaria e Paolo Sau come direttore amministrativo, confermato invece Luca Deiana alla guida dei servizi sociosanitari. Antonella Calvisi è direttrice della struttura complessa di diagnostica per immagini dell'ospedale San Francesco di Nuoro e vanta inoltre un'esperienza pluriennale di direttrice della struttura semplice di senologia diagnostica dello stesso presidio sanitario.
di cui ne ha organizzato e coordinato l'attività in modo tale da consentire l'effettuazione di tutti gli esami diagnostici convenzionali e di secondo livello, in un contesto di diagnostica integrata multimodale che prevede l'impegno di molteplici metodiche e procedure considerate all'avanguardia. Complimenti a Antonella Calvisi per questo bel incarico meritato. Da Copernico IT torna a San Pietro. Allora, dopo il grande successo della prima edizione, oggi alle 11 nella scuola primaria di San Pietro torna il progetto da Copernico Lifestyle Telescope, finalizzato dalla Fondazione di Sardegna per accompagnare ragazzi e ragazzi in un affascinante viaggio alla scoperta dell'universo. L'iniziativa nasce dal desiderio di stimolare la curiosità, la capacità di osservare e di porsi domande, invitando i giovani a guardare il cielo con occhi nuovi e con uno spirito scientifico aperto alle meraviglie del cosmo. Il progetto, promosso dall'Associazione Astronomica Nuorese, coinvolge numerosi studenti provenienti da diversi istituti scolastici. Ne siamo scontenti di questa cosa, insomma, il RAID in 40 anni mai avuto problemi. Bruciate 3 auto del laboratorio chimico nuorese. Mistero sul movente. Laura Brundu, amministratrice della società, narra atto vile, opera di un singolo individuo, ma sicuramente di atto vile si tratta iata. Ecco, Laura Brundu. Bintramos qualche cosa, per quale motivo che Laura Brundu è fissa di una bicicletta, è praticamente il fissa del Lino Brundu che è scogliata bici in una delle sorre allora come non la può presente che desambenati Manno, no, non Manno, ma no, non solo Manno. Allora, una scogliata cogliata che subiato del Tonino Manno, esate la sorre che si ingegneri porco, e una di queste sorre, la mamma di questa pizzina, però io come non mi ammento sul nome, la te la scusare, poi qualcuno magari la scrivere, se non era sa mamma, comunque questa pizzina de mamma vizi chiesa e Zubabu Lino Brundu de Budusò. Napito questo danno, Napito insomma è un atto vile, fine a se stesso, del singolo individuo, e tale rimane. Noi continuiamo per la nostra strada, parole ricche di amarezza, ma altrettanto ferme, quella di Laura Brundu, amministratrice delegata del laboratorio chimico nuorese, che ieri commentava così il grave episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Nuoro. Poco prima delle 2, in via Mughina, alla periferia della città, 3 auto riconducibili al laboratorio, 2 private di proprietà del padre Lino e l'altra aziendale, sono state incendiate in quello che appare chiaramente come un gesto intimidatorio mirato contro una quarta auto. È stata è scampata alla furia dell'incendiario, forse solo per un caso. Le vetture erano tutte parcheggiate a distanza l'una dall'altra in strada, nella strada limitrofa, circostanza che non può lasciare dubbi sull'obiettivo dell'attentatore, che ha agito con una azione studiata e sistematica, cioè praticamente non si sono allutata su una chissatera, sono state allutata a una. Questa cosa è preoccupante. Calvisi, Sau e Deiana, la direzione SL ora è al completo. La scelta è stata laboriosa, ma alla fine è arrivata. Il direttore generale della SL Francesco Trova ha nominato direttrice sanitaria Maria Antonietta Calvisi, conosciuta da tutti con nome di Antonella, la
Antonella, che però appunto Maria Antonietta, e il direttore amministrativo Paolo Sau. È confermato invece il direttore dei servizi sanitari Luca Teiana. Ma l'articolo l'abbiamo già visto in satira, il satiro giornale. Sanità, subito un assessore a tempo pieno. Sindacati in pressing, rispettare i patti, troppe difficoltà, servono strategie e decisioni chiare. Cioè, evidentemente l'assessore inspectore Cappellacci, Forza Italia, incoscienza e mancanza di rispetto verso i sardi. Frau, uniti per Todde, si porta avanti un lavoro efficace. E vabbè, però, dai, efficace, mi pare che non sia. Aeroporti a rischio di un regalo ai privati. Lo scalo di Cagliari e il piano di cessione sullo sfondo, i nuovi 56 milioni. Cioè non solo bisogna danne gratis, ma bicchiere pure aggiungere in aria. Gestione unica, la maggioranza è prudente. Ecco qua. La Presidente Todde ci riferirà al momento opportuno. A parlare è Walter Piscetta, quota DEM del Consiglio regionale, con la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, dice in riferimento alla privatizzazione dell'aeroporto Mameli che su Cagliari non sta trattando la maggioranza. Noi non conosciamo le carte. Dalla giunta, dove passerà la delibera che se nel caso autorizzerà l'operazione, mantiene ugualmente una linea prudente l'assessore al turismo Franco Cucureddu. Narrata la regione e la regione e la posizione non sta affatto svendendo lo scalo, semmai vuole esercitare un ruolo nella futura gestione con l'acquisizione di nuove quote. Oggi la parte pubblica è al 4,1%, includendo i 3-4 detenuti dalla Sfirs, ma in pratica di regalo si tratta. Allora, consorzi di bonifica, arriva la AIS, intelligenza artificiale, assistente virtuale disponibile 7 giorni su 7. L'intelligenza artificiale per migliorare l'approccio dei consorziati al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. E l'ultima novità dell'ente a favore di un'agricoltura moderna e al passo con i tempi. Si tratta di un assistente virtuale AI integrato nel portale istituzionale. Il nuovo strumento garantisce informazioni immediate continue ai consorziati. Benissimo, ne siamo contenti. Firenze utilizzata sul mezzo nodo. Disparità sul lavoro, le donne in piazza. Nell'isola occupazione femminile inferiore di 14 punti e salari più bassi. E in effetti mi manca tutta una serie di diapositive su los eventos. Qualcuno dice che l'ha brincato. Sì, eccoli qua, poi la stappamo in oca, Saine. Torneo di calcio giovanile, Polisportiva Bittese, la Moneta 80 Viasa, 1 est 31 maio, esatto il 2 Lampatal. Poi Giro dei Spanti in quad con Sardinia Experience Quad Tour. Questi sono Mannicolo, Licori, Sagritolismo e Tila, da 9 a su 23 di aprile. Benissimo, poi torniamo a su Chimo da Kennis al giornale, da quello mica l'ha posto in dai secoli. Ecco qua, andiamo da Inoca, aeroporto in regalo. Ambulanze senza medici su 144 specialisti del 118, nell'isola ne mancano 70. Poteschine, le 24 sedi fanno turni da 24 ore per 365 giorni all'anno. Ognuna ne dovrebbe avere 6, con 6 infermieri e 6 autisti. Poteschine. Rafforzeremo il servizio inserendo nuovi professionisti. Il direttore della Reus Serusi, presto un accordo con la regione. Ya lo credo. Il centrodestra scommette sul golf. Pero, serve un piano regionale per Poteschine. I presupposti
nell'isola condizioni migliori di Algarve e Costa del Sol, cioè sono questo scampo del Golfo che deve essere in concorrenza in su possibile del campo rosario. Con il pecorino solidale, sostegno al latte ovino. Coldiretti e Biraghi rinnovano l'accordo. Solidale este pecorino chiediti ritirate e poi dato a famiglie, insomma, che non hanno bisogno. Il progetto, nato 9 anni fa per sostenere i pastori sardi in piena crisi del latte ovino, continua oggi a macinare numeri e successi. Il pecorino etico solidale, frutto dell'intesa tra Coldiretti Sardegna e Biraghi SPA, con il coinvolgimento di alcune cooperative, ha superato abbondantemente la fase dell'emergenza per trasformarsi in un modello strutturale di difesa virtuosa, di filiera virtuosa. I dati presentati ieri a Torino nel corso di un incontro al circolo dei lettori, l'incontro, i dati parlano chiaro. Nel 2017 a oggi sono stati commercializzati quasi 2 milioni di chili di formaggio, mentre l'export del grattugiato fresco ha toccato quota 42.000 kg, facendo segnare un 10%, un più 10% soltanto negli ultimi 2 anni, e quindi sono un prodotto che sta andando bene. No, che dimostreranno la sanità, la preoccupazione dei sindacati, fuga verso la medicina generale. Cioè praticamente bisogna avere una fuga adesso il dottore, adesso specializzata a assa generale. Cheremule, pane fresco e latte per non sentirsi fuori dal mondo. Cioè Cheremule è da metà minore, il comune offre gratis per 3 anni un locale per avviare un negozio di alimentari. Il sindaco, per la spesa si va a Tiesi e in paese ci sono tanti anziani in difficoltà che chiaramente non hanno maniera di poter andare a Tiesi per comprare qualche cosa. La felicità di un paese di 377 residenti può essere uscire di casa e andare a piedi a comprare il pane fresco, una bottiglia di latte ed incontrare altra gente con cui chiacchierare. A Cheremule alla fine non si vive male, come in tanti centri del Meilogo che sanno fare squadra contro lo spopolamento, dimostrando una straordinaria capacità di resilienza. A una larga fetta di una popolazione sempre più anziana e non autonoma alla guida dell'auto manca però qualcosa, una vera quotidianità per non sentire le giornate vuote e inutili. E cioè viene a suonare a comprare qualche cosa nella Suzzilleri, queste quotidianità. Il diesel supera i 2 euro, la folle corsa dei carburanti. I benzinai, la colpa non è nostra, i prezzi sono imposti, a noi restano solo tra 2,5 e 5 centesimi lordi al litro. Dagli schimus che non vi guadagnano granché. Politica internazionale, Trump chiama Putin, potete scrivere, la guerra con l'Iran è praticamente finita, ma un missile iraniano sfiora la Turchia ed è già caccia al figlio di Khamenei. La Russia resta vicina a Mojtaba. Allora. Il Cremlino coglie l'occasione della nomina del Mojtaba guida suprema nuova guida iraniana, per ribadire l'importanza dei suoi legami con la Repubblica Islamica, anche se finora, di fronte all'attacco israelo-americano, Mosca non ha voluto confermare alcun sostegno militare a Teheran. In un messaggio di congratulazioni a Mojtaba Khamenei, Vladimir Putin ha assicurato che la Russia rimarrà un partner affidabile della Repubblica Islamica. E te potennare. Re Carlo contestato. Cosa nascondi su Andrea?
Ecco qua sta arrivato al dunque, in Inghilterra, come la monarchia è posta in crisi, nel mese a Re Carlo, che ha che porta sta scuato cosa su Principe Andrea. Appello all'unità davanti ai conflitti. Le opposizioni chiedono di annullare la visita negli USA. Re Carlo ha cercato di volare alto col suo discorso all'abbazia di Westminster per il Commonwealth Day, lanciando un appello all'unità in tempo di conflitti per l'organizzazione che riunisce paesi africani, asiatici, caraibici insieme al Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, ma ha dovuto fare i conti con la dura realtà dello scandalo Epstein. La manifestazione, decine di manifestanti antimonarchici coi cartelli gialli del gruppo Repubblici si sono radunati davanti allo storico edificio religioso di Londra per chiedere conto alla monarchia e ai Windsor dell'infamante vicenda dell'ex principe Andrea, dopo il recente arresto nell'ambito dell'indagine sui legami a doppio filo con il defunto faccendiere pedofilo americano Epstein. Carlo, cosa nascondi? Hanno chiesto gli attivisti con un lungo striscione, insieme ad altri slogan come non è il mio re e aboliamo la monarchia. E cioè quindi sta arrivando al dunque. Kranz, in questa discoteca, indagato anche il sindaco. E quindi sono a Sapanne responsabile donzirie e inadempienza. E questo l'abbiamo già visto, che quindi abbiamo finito si teneva de oggi, sacrificato, e pure che purtroppo la linea è su questi. Dimos la sigla e tancatura e tancamolo, danno a mezz'ora della casa. Purtroppo la linea oggi non è tanto buona. Tocca desea che sconto dopo vedere canto bicchiere che ha pur di 30 euro più di va su mese, insomma non è una barzeccola. A mezzo vedere di buona tutto dai BC TV, adioso e a mezzo la casa.